L'amministrazione comunale di Agrigento annuncia l'avvio ufficiale dei lavori di rigenerazione urbana nel quartiere di Villa Seta. È un progetto ambizioso che punta a trasformare radicalmente uno dei principali assi viari della città, via Mazzabotto, e restituire spazi di qualità e vivibilità ai cittadini. Il progetto è articolato su 6 lotti funzionali, prevede interventi mirati che spaziano all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla creazione di nuove infrastrutture verdi e aree di aggregazione. Tra i principali interventi, a detta della nota dell'assessore ai lavori pubblici di Agrigento, Gerlando Principato, quello della realizzazione di aree verdi che contribuiranno a migliorare la qualità ambientale, i nuovi parcheggi e il ripristino dei vecchi, tra cui il parcheggio di Cugno Vela, pensato per servire non solo la comunità agrigentina, ma anche i flussi turistici diretti verso la Valle dei Templi, grazie anche alla sua vicinanza con la linea del treno storico. Quindi la pista ciclabile che attraverserà l'intera via Mazzarbotto, collegando l'ingresso di Villa Seta fino all'area attuale del centro commerciale, spazi di ritrovo per diverse fasce di età, quindi la creazione di aree dedicate sia agli anziani che ai giovani, inclusi campi di basket, aree libere dove poter socializzare e godere del paesaggio. Questa rigenerazione urbana rappresenta un passaggio fondamentale per recuperare il gap accumulato nel tempo in una periferia trascurata e dominata dal grigio del cemento armato, priva di spazi dedicati alla vivibilità e alla qualità dell'abitare. Questo quanto affermato dall'assessore alla rigenerazione urbana Principato. L'obiettivo, afferma Principato, è quello di restituire Villa Seta ai suoi cittadini, offrendo un ambiente inclusivo, verde e dinamico, dove i giovani e gli anziani si possono sentire parte di una comunità viva e moderna. I lavori sono stati già affidati per quanto riguarda le imprese esecutrici e per la direzione e la supervisione tecnica si concluderanno nel prossimo giugno 2026. Questo progetto, conclude Principato, si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione urbana che ha già visto il completamento dei lavori di Piazza Concordia, restituendo alla città un'altra area simbolica completamente rigenerata.